Media Nord-Est ancora una volta leader in Italia dell'informazione locale. A maggio, secondo i dati certificati Auditel, risulta il primo network regionale con oltre 1 milione di contatti giornalieri. Shock nel pomeriggio a Casale sul Sile, 18enne trovato senza vita dalla mamma, potrebbe aver ingerito accidentalmente un mix di farmaci, accertamenti della procura. Tragedia sfiorata a Grado, motonave costruita nel Trevigiano rischia di affondare, i passeggeri a bordo messi in salvo insieme all'equipaggio, aperta un'inchiesta sull'incidente. Malore dell'autista, camion sfonda la recinzione finendo nel cortile di riabitazione in via Castellana a Treviso, il tiro ha impattato contro un camper e danneggiato un contatore del gas. Travolta e uccisa in strada Ovest, l'autopsia sul corpo di Giulia Mauri ha confermato la morte per i gravi traumi dell'impatto, i funerali venerdì pomeriggio a Treviso, il fidanzato non si dà pace. Sparito il defibrillatore lungo la Restera Treviso, rabbia e sdegno tra i cittadini, l'appello dell'ULS 2 restituitelo, ha già salvato delle vite. Floriana Caselato, sconfitta a Macerata da Lamberto Marini, ha chiesto al prefetto di conteggio delle schede elettorali, secondo l'ex deputata ci sarebbero state delle irregolarità nel voto. Per Raglio Est, 7 le offerte presentate al bando di gara per la realizzazione del secondo stralcio dell'opera rimasta incompiuta dopo l'apertura nel 2017 del primo tratto. Servizio civile avvia l'esperienza per 161 giovani della Marca, nel 2024 boom di iscrizioni più 46% rispetto allo scorso anno. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque in primo piano, l'avete visto e sentito dai titoli. Prima della cronaca parliamo di noi, perché anche a maggio il network Media Nord-Est è primo in Italia per ascolti. Dalle 2 visite del Papa alla Donata degli Alpini vi abbiamo raccontato i grandi eventi di un mese intenso e straordinario, ma vi abbiamo anche informato, come sapete, ora dopo ora sull'ennesima pesante ondata di maltempo. Media Nord-Est ancora una volta leader dell'informazione locale in Italia. A maggio, secondo i dati certificati Auditel, Media Nord-Est risulta il primo network di televisioni locali con oltre 1 milione di contatti giornalieri e più di 18.600 spettatori per l'ascolto medio delle emittenti Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV 12. Dai fatti di cronaca ai grandi eventi in ogni parte del Veneto, nelle settimane di rilevazione, quelle comprese tra il 28 aprile e il 1 giugno, vi abbiamo raccontato la doppia visita in Veneto di Papa Francesco, prima nel suggestivo scenario di Venezia e della sua laguna e poi a Verona, da San Zeno all'Arena, da dove è partito il forte appello alla pace. Ma anche la Donata Nazionale degli Alpini a Vicenza, con i suoi numeri eccezionali di partecipanti. E poi l'emergenza maltempo che ha colpito duramente il Veneto, da Vicenza a Padova alla Castellana Trevigiana, con allagamenti e frane, e il Friuli Venezia Giulia, e sulla quale ancora una volta vi abbiamo tenuti aggiornati ora dopo ora. Il fortissimo legame con il territorio del Nord-Est, frutto di una presenza costante e di una credibilità acquisita sul campo giorno dopo giorno, continuano a fare sì che il gruppo Media Nord-Est rimanga il punto di riferimento sul fronte dell'informazione. Media Nord-Est, primo network di televisioni locali d'Italia, quindi conferma la sua leadership grazie allo sforzo delle redazioni radicate nel territorio e del lavoro quotidiano di giornalisti e tecnici per un'informazione di qualità. La cronaca allora adesso, partendo dalla tragedia nel pomeriggio a Casale sul Sile, un giovane di 18 anni è stato trovato senza vita dalla mamma in camera, è accaduto appunto nel pomeriggio, il ragazzo è stato trovato riverso a terra nella sua camera da letto, immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto gli operatori del SUEM 118 che nulla hanno potuto fare per il 18enne. Fra le cause potrebbe esserci una assunzione forse accidentale di qualche farmaco, è stata avvertita anche l'autorità giudiziaria che probabilmente disporrà di accertamenti vista la giovane età e per stabilire l'esatta causa della morte. Non si esclude il malore. Filippo, questo è il nome del giovane, viveva insieme ai genitori, una notizia che ha sconvolto ovviamente la comunità. Il sindaco di Casale, Stefania Golisciani, ha detto in queste ore siamo tutti sotto shock, sto cercando di mettermi in contatto con la famiglia del ragazzo. Gli sviluppi, vi terremo aggiornati ovviamente sugli sviluppi di questa tragedia che ha visto vittima un ragazzo di appena 18 anni a Casale sul Sile. Una tragedia invece sfiorata, quella avvenuta al largo di Grado, con una motonave costruita nel Trevigiano e varata nel Trevigiano poco più di un anno fa, che ha rischiato di affondare.
Una gita turistica in Golfo che rischiava di trasformarsi in tragedia. Momenti di panico a bordo della motonave Audace che effettua il servizio di collegamento marittimo fra Grado e Trieste. Mentre si trovava a 5 miglia dalla costa, prima di arrivare a Monfalcone, ha iniziato a imbarcare acqua ed ha lanciato il Mayday. Rischio affondamento, questo quanto riferito alla sala operativa della Guardia Costiera. A bordo c'erano 76 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. L'allarme nautico ha fatto scattare la maxi emergenza sanitaria da parte della centrale operativa della Sores Friuli Venezia Giulia. In soccorso alla motonave Audace sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera di Trieste e Lignano, i vigili del fuoco con elicotteri e il nucleo sommozzatori, oltre che la Guardia di Finanza. I passeggeri sono stati trasferiti a gruppi su zattere di salvataggio e poi trasportati via via verso il porto di Grado al molo torpediniere. Una spola continua che ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo solo quando l'ultimo passeggero ha toccato terra sull'Isola del Sole. Spaventati, infreddoliti, ma tutti in buone condizioni di salute. Alle 15, quando la conta definitiva ha concluso il salvataggio, il momento di riflettere, in primis per l'armatore della motonave Pierfilippo Vidali. Soccorsi tempestivi. Ecco, c'è sì, molto tempestivi, anzi ringrazio tutti e mi scuso dell'accaduto. Domani con la barca alata in cantiere capiremo le cause di questa avaria, di questa problematica, anche perché l'imbarcazione è nuova e niente, quindi domani darò aggiornamenti un po' più concreti. Più precisi. Certo. Lei ha sottolineato giustamente che non si deve parlare di affondamento, c'è un principio di l'acqua è imbarcato sulla prua sostanzialmente, mi pare di aver capito. Fantasie. C'è stato un problema, l'equipaggio si è mosso bene, i soccorsi sono arrivati subito, la cosa prioritaria era riportare tutti a terra, però l'imbarcazione adesso in questo momento sta venendo trasportata da un rimorchiatore al cantiere più vicino, qui a San Giorgio di Nogaro. Domani mattina la tireranno su con la gru, o questa sera mi auguro, e poi domani capiremo se c'è una falla, se c'è stato un urto in navigazione, quali sono state le cause della problematica. Non si può parlare di affondamento perché l'imbarcazione in questo momento è a galla da sola e sta venendo trainata da un'altra imbarcazione. Quindi il comandante un po' scosso, lo abbiamo visto ricoverato nella tenda anche lui, però sembra che stia bene, forse ha avuto uno shock iniziale. Chiaramente lo shock è giusto, cioè è giusto, è una cosa che insomma comprensibile. Il servizio continua comunque. Il servizio adesso nei prossimi giorni, giusto il tempo di riorganizzarci, verrà effettuato via gomma con i bus, anche perché comunque il tempo non è di certo dei migliori, e poi se il ripristino dell'imbarcazione non sarà così rapido, troveremo una soluzione con un'altra imbarcazione. Tutto da valutare nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sì, va bene. Grazie Vidali, grazie mille. E un evento, un fatto che a proposito di Media Nord-Est la nostra consorella Tele 4 a Trieste ha seguito con una lunga edizione straordinaria. Sentiamo allora le voci dei passeggeri appena sbarcati raccolte da Gianluca Paladin. Una maxi emergenza, una maxi operazione di soccorso per portare 76 persone più 4 dell'equipaggio della motonave Audace a terra. La motonave è in avaria a causa di un problema al motore e ha iniziato a imbarcare acqua che si è riversata soprattutto sulla prua. Vedo una motovedetta della Capitaneria di Porto, vediamo se trasporta altre persone. Ci sono anche i sommozzatori, ci sono ovviamente gli operatori della Guardia Costiera in prima linea e tutti coloro che fanno parte della Capitaneria di Porto. Cosa facciamo? Allora, c'erano problemi con la gente che psicicamente non stanno bene. C'era un piccolo giovane, gridava come un matto. Veramente è un shock per tutti, questo sicuramente. Ha avuto paura? Proprio paura no. Ma ero forse quelle poco che non aveva proprio paura. Lasciamolo andare al caldo. Lei è un turista, da dove viene? Dalla Svizzera. Dalla Svizzera? Sì, sì. Prima esperienza con la motonave Audace? per fortuna. Ecco le persone che scendono e vengono accolte e coperte con l'apposita mantellina, persone che hanno bisogno di essere subito ricoverate. Adesso chiediamo subito se sono turisti, ma come vedete ce li portano via proprio perché non si può fermare il flusso in questo momento. Un bambino, c'è anche un bambino, guardate, un bambino che viene portato a bordo con il salvagente nel punto di ricovero, quindi insomma situazione delicatissima.
e adesso vediamo se riusciamo anche a parlare con qualcuno. Vediamo se riusciamo a sentire. Signora, buongiorno. Are you a tourist? Ja, toerist. From? Sono una turista, sono Scary of this olandese. situation. Ja, zeker. Ja. Thank you. Yeah, not so nice. No, non così bene, sì. Where you come from? Austria. Austria. Scary for this At situation. home now. Più che altro I'm freddo. cold. How was the situation? Have you got scary? Strano, davvero Of course, tutto yeah. molto strano. How are you, miss? Sto bene, sono a How posto. good. Where are you come from? Sono olandese. From Holland, dall'Olanda. In this situation, have you got maybe a little bit of scary? Certo, molta paura, molta. Ma adesso va tutto How bene. was in the water the strange situation? Ja, Okay. Now it's good. now it's good. Come from Austria. From Austria, okay. A scary situation. Siamo austriaci this di time. Vienna, non potevamo credere fosse possibile. Such is possible. Yes. First time in Italy, first time in Grado? Are you for the first time here? No, siamo venuti già tante volte a Grado, ci piace molto, qui stiamo prendendo la barca per andare a Trieste e adesso vogliamo indietro i soldi però del biglietto di ritorno. We have a ticket for back. We came back. Lo dicevamo, la motonave Audace è stata progettata e realizzata in un cantiere nautico di Casale sul Sile. Lina Paronetto ha raggiunto i titolari di questo cantiere nautico a Lughignano. Se va dentro acqua in una barca vuol dire che c'è un buco sulla barca, che vuol dire che è successo qualcosa, che una falla sullo scafo che è entrata acqua. Giuliano Vincenzi è il titolare del cantiere nautico Studio Plast di Lughignano di Casale sul Sile, che ha progettato e costruito l'Audace, la motonave che al largo di Grado ha iniziato a imbarcare acqua, lanciando una richiesta di aiuto per mettere in salvo passeggeri ed equipaggio. Il varo il 1 giugno del 2023, proprio sul Sile, per conto dell'armatore veneziano Pierfilippo Vidali, all'attivo già un anno di navigazione tra Grado e Trieste. E se la barca ha navigato fino a pochi giorni fa e andava bene e poi è successo che tutto a un tratto è entrata acqua, vuol dire che qualcosa è successo, vuol dire che c'è stato un impatto, c'è stata una falla, c'è stato qualcosa. Dal lato della costruzione io sono abbastanza tranquillo perché è stata fatta con tutte le prescrizioni del registro navale, è stata fatta con tutte le prescrizioni ulteriori perché la navigazione litoranea prevede delle ulteriori modifiche sulla struttura dell'imbarcazione e diciamo che sono abbastanza tranquillo. Adesso faranno l'alagio della barca e vedremo cosa è successo. Originario di Roncade, Vincenzi ha fondato il cantiere Studio Plast 46 anni fa, specializzandosi nella costruzione di imbarcazioni per il trasporto persone nella laguna di Venezia. L'Audace è la prima motonave, un'altra è in via di conclusione e sarà varata a fine luglio. Proprio su questa imbarcazione Irina ci ha rilasciato e mi ha commosso quando ne ricordo, mi ha rilasciato questa cosa che certificava che l'imbarcazione era stata costruita nel miglior modo possibile. Che dimensioni ha questa barca, questa Audace? 22 metri e mezzo per 5 metri e 20. Porta 200 persone, ha 2 motori da 2000 cavalli, 1000 cavalli ciascuno, ed è tutta in vetroresina e tutta costruita da noi altri in circa 8 mesi. La motonave non è comunque affondata, è rimasta a galla consentendo la messa in sicurezza di chi c'era a bordo. Il costruttore rimane convinto del fatto che se ci fossero stati dei difetti di fabbricazione sarebbero emersi subito. Quando si vede in acqua la barca si dice che o va bene oppure subito succede qualcosa. E questo è. Adesso torniamo a Treviso, un camion è finito nel cortile di una abitazione, è successo alle 13:30 in via Castellana, il mezzo pesante secondo una prima ricostruzione era fermo in un parcheggio, quando a un tratto si è mosso finendo contro la recinzione, come vediamo in queste immagini, di una casa addosso a un camper, danneggiato anche un contatore del gas, la causa forse un malore dell'autista. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e tamponato anche la perdita di metano fino all'intervento dei tecnici della rete gas. L'autista è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale per accertamenti. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell'incidente. Le operazioni del soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.
ed è stato un camion, lo ricorderete, è stato un mezzo pesante a travolgere e uccidere la povera Giulia Mauri lungo la strada Ovest. Dopo l'autopsia il nulla osta per i funerali, l'addio venerdì alle 15:45. Nella palestra che lei tanto amava, tutto si è fermato a quel maledetto giorno. Gli allenamenti non sono gli stessi, il pensiero è fisso, il dolore atroce. Ofelio Michelan racconta di come i ragazzi siano fantasmi con gli sguardi malinconici. Giulia è stata una persona che ha dato tanto al nostro ambiente, era una persona che portava veramente la luce qua dentro. E tanta è la gioia, e tanto è quello che ci ha dato, e tanto è il dolore che noi oggi proviamo. Domenica ci sono stati i campionati nazionali assoluti e gli atleti della scuola Rebocan hanno vinto la medaglia d'oro. È stato molto emozionante ieri vederle sul podio, appena scese, e sono venute da me e hanno detto: maestro, questa medaglia d'oro la dedichiamo alla nostra Giulia. Ragazze che per un anno hanno lavorato molto duro per ottenere questo risultato e aver avuto questo momento per un pensiero per Giulia è stato veramente emozionante e le ringrazio. Gli occhi lucidi per una tragedia che non riesce a trovare una spiegazione. Giulia non c'è più, non tornerà in palestra, ci racconta Michelan, ma la porteremo sempre con noi. Intanto l'esame autoptico che si è svolto nelle ore scorse ha confermato la morte per politraumi provocati dal violentissimo impatto. Giulia Mauri, per un'infinità di cause fortuite, per un destino crudele, è passato a lungo quella pista ciclabile in sella alla sua bici proprio quando il furgone è uscito di strada e l'ha travolta, trascinandola nel canale, mettendo fine ai suoi sogni, alla sua vita. La procura ha concesso il nulla osta per il funerale di Giulia. L'ultimo saluto sarà venerdì alle 15:45 nella chiesa del Sacro Cuore a Treviso. La famiglia ha chiesto che non vogliono fiori, ma vorremmo fare qualcosa, dobbiamo ancora decidere cosa, ma faremo qualcosa per tenerla più a lungo possibile con noi. Chiusi in un dolore immenso i genitori e il fidanzato che a tutti ripete: ho perso l'amore della mia vita. Intanto l'autista, un giovane 22enne, rimane indagato per omicidio stradale. Ogni furto, parliamo adesso di furti, ogni furto è una ferita aperta ovviamente per chi lo subisce, ma ci sono dei furti che provocano ulteriore rabbia e sdegno. Sulla Restera, pensate, è sparito un defibrillatore. Non so neanche come si possa fare una cosa del genere, però mettiamo un punto di domanda perché non lo so, spero servisse a qualcuno in quel momento, non lo so. Dispositivo temporaneamente non disponibile causa furto. Questa è la scritta apparsa al posto del defibrillatore posizionato in questo punto della Restera, luogo di svago e relax per i trevigiani, all'altezza del viale 4 novembre. Il salvavita a disposizione di pedoni e ciclisti non è stato più trovato nella cassetta che lo conteneva, provocando lo sdegno del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Ricordo a queste persone che prima di tutto, essendo lungo la Restera, serve veramente, perché ci sono persone che passeggiano, anziani che passeggiano, persone anziane che vanno in bicicletta, giovani che corrono e quindi donne che corrono, quindi voglio dire è importante che ci sia, perché è una salvaguardia, è un modo come un altro per aiutare chi magari è in un momento di difficoltà legato a un blocco del sistema elettrico del cuore, e quindi è fondamentale ci sia. E dopo diciamo che è uno sgarbo anche nei confronti di chi ha donato questo, lo ha donato per uno scopo importante, come dicevamo prima, e quindi questo non va assolutamente bene, quindi io credo che chi lo ha preso dovrebbe riportarlo. Sconosciute le ragioni che hanno portato a questo atto vandalico che indigna e preoccupa gli abitudinari del posto. Questi gesti sono atti vandalismi che ci sono ovunque e bisogna presidiare il territorio, anche questo va presidiato. Non ci sono parole per descrivere, anche perché è qualcosa di pubblico che dovrebbe rimanere a disposizione di tutti. Ancora ladri, aveva rubato dei capi di abbigliamento da un negozio del centro commerciale Emisfero a Silea. Un 31enne di origini balcaniche è poi fuggito riuscendo a salire, pensate, a bordo di un autobus di Mom. I carabinieri
allertati dal negozio, hanno intercettato il mezzo e hanno intimato l'alta all'autista. Una volta fermo, i militari dell'Arma hanno identificato il ladro che aveva con sé ancora la refurtiva, recuperata e immediatamente restituita. L'uomo è stato fatto scendere. Per lui è scattata la denuncia. Il furto è avvenuto ieri. Il 31enne aveva nascosto decine di capi di abbigliamento, era passato alle casse, aveva fatto azionare i dispositivi antitaccheggio. Inseguito dal personale, era riuscito però a scappare salendo sull'autobus, dove poi è stato ritrovato e bloccato. Ancora ladri, questa volta ladri di gasolio, li chiamano i vampiri del carburante, in azione tra Conegliano e Vittorio. 2 persone arrestate dai carabinieri. 2 ladri muniti di tubi di gomma e taniche hanno fatto irruzione nel cantiere delle scuole Brustolone in via Einaudi a Parè di Conegliano. Poi hanno iniziato ad aspirare il gasolio di un escavatore. Peccato che in quel momento in zona stava transitando una pattuglia dei carabinieri. I vampiri del gasolio sono stati bloccati dai militari dell'Arma. Si tratta di 2 59enni del Coneglianese. Per loro è scattato l'arresto per tentato furto aggravato. I 2 ladri sono stati rimessi subito in libertà in attesa dell'udienza che dovrebbe tenersi tra un mese. Ma non è tutto, perché nei giorni scorsi si è conclusa l'indagine dei carabinieri di Vittorio Veneto che hanno identificato e denunciato per furto aggravato un 60enne. L'uomo, la notte del 19 novembre 2023, ha messo a segno il colpo. Dopo aver individuato un autocarro parcheggiato lungo via Follina, ha estratto la bellezza di 250 litri di gasolio. Non solo, perché nel farlo ha danneggiato il bocchettone e il serbatoio del camion. Gli investigatori sono risaliti al 60enne grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'uomo al lavoro. Il 60enne, già conosciuto alle forze dell'ordine per episodi simili, ora è stato denunciato per furto aggravato. La ditta di Cittadella, proprietaria del furgone, ha subito danni per circa 1.000 euro, oltre a 500 di carburante sottratto, la stessa somma per i danni provocati al mezzo. La Guardia di Finanza di Treviso invece ha scoperto 3 agenti immobiliari abusivi nel Coneglianese. Avevano concluso diverse operazioni di compravendita immobiliare senza però aver ottenuto le previste abilitazioni. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha contestato per questo motivo a 3 persone le previste sanzioni amministrative per un importo massimo di 15.000 euro. Le Fiamme Gialle, durante i consueti controlli sul territorio, hanno scoperto che i 3 presunti professionisti che prestavano la loro opera a beneficio della stessa agenzia immobiliare avrebbero operato come agenti di mediazione immobiliare senza esserne abilitati. I 3 sono stati anche segnalati alla Camera di Commercio di Treviso Belluno in ordine all'attivazione delle procedure di restituzione ai clienti delle somme indebitamente percepite per circa 25.000 euro. Solo i mediatori abilitati iscritti, infatti, possono richiedere al cliente di corrispondere una provvigione per l'attività di mediazione svolta. Le novità sul Terraglio Est, ma poi ancora la politica e ancora tante altre notizie poco dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Parliamo del Terraglio Est. Presentate infatti le offerte per il bando di gara per il completamento dell'opera. È un buon segnale, sono arrivate ben 7 offerte. Adesso Veneto Strade costituirà la commissione per l'esame delle offerte, quindi si procede speditamente con la procedura per arrivare all'avvio dei lavori. 7 le offerte presentate entro i termini di scadenza del bando di gara per la progettazione e realizzazione del secondo stralcio del Terraglio Est. Dunque ulteriore passo verso il completamento dell'opera, il cui primo tratto era stato inaugurato nel 2017, ma rimasta finora incompiuta visto che mancava la copertura economica. È un appalto integrato, quindi è stato messo a gara il progetto definitivo. La ditta, una volta individuata, calcolo che l'aggiudicazione ci sarà entro la fine dell'anno, avrà 6 mesi di tempo per redigere il progetto esecutivo e poi a seguire ci sarà l'inizio dei lavori. Poco più di 3 chilometri di strada che collegherà il casello autostradale di Preganziol sulla A4 e la tangenziale di Treviso fino al casello di Silea lungo la A27, intercettando il traffico pesante proveniente dalle aree industriali di Dosson e Casier, oltre a quello transitante nell'area dei comuni a sud di Treviso. Il cantiere prenderà il via nell'estate 2025 e resterà aperto per 370 giorni. Confido che l'inaugurazione potrà essere l'estate del 2026.
La politica adesso con il centrodestra che resta in fibrillazione dopo il voto alle europee e alle amministrative. Siccome vedo inerzia nel mio partito, evidentemente va bene così. Io mi sono stancato di fare sempre il bastian contrario, vuol dire che va bene così, lasciamo la regione a Fratelli d'Italia. Queste continue uscite hanno creato dei problemi, probabilmente anche in termini di consenso. C'era il momento, c'era il tempo della politica interna, c'era il tempo delle scelte, c'era il tempo delle candidature, chi ha parlato prima ha fatto delle scelte diverse. La resa dei conti nella Lega vede due traiettorie, una punta su Salvini, una sui suoi detrattori. È il carroccio dal doppio volto che ormai da tempo caratterizza il Veneto. Così, se Roberto Marcato ce l'ha con Via Bellerio, con Vannacci e con Alberto Stefani, i vertici ribadiscono altro che generale. A far perdere consensi sono le polemiche continue a mezzo stampa. Resta il fatto che le europee hanno visto crollare il colore verde nel Veneto ormai ex roccaforte leghista, ma avverte Bitonci, i dati delle amministrative dimostrano come Fratelli d'Italia tutt'altro che sfondato, anzi, insomma, i territori sono un'altra cosa rispetto al traino di politiche ed europee e qui la guerra di cifre con gli alleati è servita. Il voto locale, e se guardiamo anche queste elezioni, ha quasi ribaltato poi quello che era il voto politico che ha un trend nazionale. È vero, a Bassano non siamo andati al ballottaggio, ma la Lega ha preso l'8%, Fratelli d'Italia ha preso il 12%. A Rovigo, dove il candidato sindaco è civico e l'abbiamo scelto noi, Fratelli d'Italia ha preso il 20%, la Lega molto abbondantemente sotto. Potrei citare decine e decine di comuni dove la Lega col candidato Lega ha stravinto, tipo Cadò. Si litiga comune per comune, ma il pensiero è uno solo, regionali 2025, con i meloniani che già prefigurano la triade di nomi papabili per il dopo Zaia, Donazzan, Urso, De Carlo, dando per scontato che il posto sia assegnato. L'elezione locale e l'elezione regionale è un'elezione diversa rispetto alle politiche e alle europee. Allora, se vogliamo confondere le acque e dire va bene, ribaltiamo la percentuale politica, la ribaltiamo sul Veneto, ma non è così. Insomma, il collante della coalizione è sempre più fragile anche perché, nonostante lo stop acclarato dallo stesso Salvini, in casa Lega l'ipotesi terzo mandato non è ancora una partita persa. Apriti cielo. Io penso che un ragionamento sui mandati deve essere fatto perché come non c'è limitazione per quanto riguarda l'attività di governo o l'attività parlamentare, avendola tolta sui comuni più piccoli è abbastanza chiaro che si potrebbe ragionare anche sull'apertura ai comuni più grandi e alla regione. Zaia è il governatore più amato d'Italia, lo sappiamo, però c'è una legge e non possiamo cambiare ogni volta le leggi in corso ad persona. Al termine di questo mandato Zaia non si può ricandidare, sicuramente lui potrà servire i cittadini e soprattutto la nazione in un altro ruolo, in qualsiasi ruolo lui ambisca ad avere. E a proposito di comunali, Floriana Casellato, che ha corso a Maserada con la lista Noi con voi per fare comunità, ha chiesto al prefetto di Treviso il riconteggio delle schede elettorali di tutti i seggi del comune, 79 i voti di scarto tra lei e il sindaco rieletto Lamberto Marini. Secondo Casellato si sarebbero verificate delle irregolarità nelle operazioni di voto, in particolare in un seggio sarebbe stata utilizzata anche dalla stessa Casellato una matita non regolamentare, circostanza segnalata mediante verbalizzazione dai rappresentanti della lista Noi con voi. Sempre secondo Casellato, i seggi sarebbero stati aperti dal presidente e dal segretario prima dell'orario previsto, con rimozione dei sigilli senza la presenza degli scrutatori e dei rappresentanti di lista. Infine, è stata rilevata una presenza anomala di schede bianche e nulle. Casellato ha chiesto la verifica di tutti i requisiti di legge per i segretari di seggio. Quindi a Maserada c'è fibrillazione dopo il voto e la sconfitta di Casellato, invece tutto regolare è andato il voto a Fara di Soligo, ad esempio ad Asolo, con la riconferma delle amministrazioni. Mattia Perencin, mister preferenze, rieletto sindaco, ad Asolo eletto il vice sindaco uscente. Un risultato sicuramente importante che mi dà molto stimolo appunto nel continuare ancora meglio nell'attività amministrativa e un bel impegno anche nei confronti dei cittadini, quindi un bellissimo risultato. Con 3.000
3.647 voti, pari all'85,51%, Mattia Perencina è stato il sindaco più votato della Marca Trevigiana in questa tornata elettorale con la lista civica Farra Viva. È stato così riconfermato alla guida del municipio di Via dei Patrioti per i prossimi 5 anni. La nostra priorità sono i cittadini e le loro esigenze, sottolinea il primo cittadino pronto a portare avanti tanti cantieri in programma. Già in questi giorni stiamo asfaltando delle strade, stiamo costruendo la nuova scuola di Col San Martino che proprio in questi giorni è stata posizionata con i pannelli e quindi si inizia già a vedere anche la sagoma della scuola stessa e tutte le attività amministrative che sono state impostate in questi anni, in questi mesi e adesso andremo a continuare. Al fianco del riconfermato sindaco, una nuova giunta. Io questa sera incontro tutti quanti i miei consiglieri, fra new entry e anche volti riconfermati. La giunta entro mezzogiorno di giovedì sarà comunicata, quindi domani. All'insegna della continuità anche Asolo, dove le urne hanno decretato con il 44,34% la vittoria dell'ex vice sindaco Franco Dalla Rosa, sostenuto dalla lista civica per Asolo, una compagine nata 30 anni fa che vuole rimettersi subito al lavoro a partire dal tema sicurezza. Intesa sia come sicurezza stradale ma anche sicurezza sulla qualità della vita e sull'aspetto globale che interessa a tutti i cittadini. Altro punto forte sarà la riqualificazione non solo del centro storico ma anche delle frazioni, con degli interventi puntuali per ogni frazione, e dopo lavoreremo molto su quello che è l'aspetto turistico. Tra volti noti e new entry, venerdì sarà presentata la nuova giunta dell'era Dalla Rosa. Conto che entro questa settimana avremo i nomi della nuova giunta e il prossimo consiglio comunale lo faremo il 25, quindi vuol dire che siamo già in marcia e in cammino. Vedremo il sindaco Migliorini nella sua squadra, l'ex sindaco, chiedo scusa. Sì, c'è. C'è, ok. C'è. Sarà il suo vice sindaco? Molto probabile. Questa anticipazione dunque in diretta. Adesso parliamo del servizio civile, al via l'esperienza per 161 giovani della Marca ed è boom nel 2024. Passaggio di testimone per ragazzi e ragazze del servizio civile. Riuniti all'auditorium di Sant'Artemio oltre 160 ragazzi tra chi ha appena concluso l'anno di servizio e chi invece è prossimo a cominciare l'avventura. Per il 2024 è stato boom di adesioni, più 46% rispetto allo scorso anno. Abbiamo avuto la possibilità di avere 175 posti coperti con più di 385 volontari grazie alla campagna di cartoni morti e quindi una modalità diversa di approccio con i ragazzi. Ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni andranno infatti a svolgere il servizio in uno dei 125 enti coinvolti, tra cui 87 comuni, 27 associazioni e cooperative e altri 11 enti. È bello vedere i giovani che si mettono a disposizione, mi ripeto, a dare il proprio contributo ai territori che hanno aderito a questo progetto, tra cui anche la provincia di Treviso. La possibilità di prendere parte alla polizia locale, protezione civile, progetti dedicati all'ambiente e all'ecologia e poi la cultura con le biblioteche e le case museo, senza tralasciare il sociale con l'assistenza alle persone anziane o in difficoltà. E la possibilità inoltre di entrare nel progetto Erasmus Plus e fare così un'esperienza all'estero. Noi sindaci ci siamo impegnati in particolare perché il governo ha emanato proprio una norma che dà il 15% di riserva dei posti pubblici dedicati a loro, ai ragazzi del servizio civile. Soprattutto che dopo rimarranno legati e perché no assunti anche negli enti a cui faranno riferimento. Andrò all'associazione CARE dove mi occuperò dell'immigrazione. Sono molto contenta di iniziare il servizio civile. Molto esaltata, curiosa e andrò a Volpago in comune per il progetto ambiente, il progetto Tutelo. È stato un anno fantastico in cui ho potuto scoprire soprattutto me stesso. Un anno che mi ha anche aiutato a scegliere il mio futuro perché adesso andrò all'Università di Portogruaro a fare scienze dell'educazione e non l'avrei capito altrimenti. Complimenti a questi ragazzi. Prima di passare alle notizie dal Bellunese vi ricordo che a partire praticamente da domani ogni giorno con i collegamenti nella prima edizione e poi nei nostri telegiornali con i servizi Lucio Zanato vi racconterà e ci racconterà l'atmosfera di attesa per la Dunata Triveneta degli Alpini che è prevista da venerdì
a Bibione e dunque poi ovviamente le dirette la sera di sabato e l'importante giornata dello sfilamento, tutta la giornata diciamo fino alla tarda mattinata dello sfilamento degli alpini delle Penne Nere Trivenete a Bibione domenica a partire dalle 7:30. Domani vi racconteremo meglio tutti gli orari, ma da domani il nostro Lucio Zanato sarà proprio a Bibione per raccontarci l'attesa verso ormai alla vigilia della Dunata Triveneta degli Alpini a Bibione. Andiamo alle Bellunese. Bellunese, dove c'è stato l'ennesimo intervento del soccorso alpino partito per recuperare un escursionista, questa volta statunitense, pensate, in scarpe da ginnastica, che era bloccato dalla neve sul Lagazzuoia, quota 2480 metri. Dopo l'episodio che abbiamo raccontato ieri, con queste sono le scarpe da ginnastica che ha usato l'escursionista improvvisato, una vicenda che ha mandato su tutte le furie il presidente Zaia, che in una nota molto dura dice: il nostro soccorso alpino e gli elicotteri della sanità regionale non sono dei taxi. Il giovane di 33 anni ha chiamato il 118 perché era incapace di proseguire autonomamente. Una squadra della Guardia di Finanza l'ha raggiunto, recuperato e riaccompagnato al parcheggio della funivia. Chi approccia le cime pensando di poter tornare in breve tempo, scortato dai soccorritori in divisa, deve valutare le conseguenze e le responsabilità della propria incoscienza, ha detto Zaia. Nell'arco dell'ultimo mese sono stati oltre 50 gli interventi del soccorso alpino e nella maggioranza dei rapporti, l'ultimo ieri lo raccontavamo per i giovani bloccati nella zona delle Tre Cime di Lavaredo, si leggono resoconti di persone senza attrezzature adeguate e con scarpe da ginnastica sui sentieri in quota, sottovalutazioni rischiosissime anche per l'incolumità personale ovviamente e altrui. Via libera al villaggio olimpico a Fiames di Cortina, fondamentale la conferenza dei servizi che ha dato l'ok al progetto da quasi 40 milioni di euro. Esperita la gara che da fine luglio si protrarrà fino ai primi giorni di settembre, alle porte dell'autunno si aprirà il cantiere per la realizzazione del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Come annunciato, si tratterà di strutture temporanee da montare e smontare nel giro di poco tempo. A Fiames arriveranno container marini riconvertiti e moduli abitativi prefabbricati capaci di accogliere fino a 1400 persone che saranno installati su pedane per dare la possibilità di sistemare la rete dei sottoservizi senza scavi. Vicino al villaggio troveranno spazio un parcheggio e un eliporto. Ieri il via libera all'opera è arrivato al termine della conferenza dei servizi decisoria convocata in via telematica da Simico. L'opera dovrà essere conclusa entro novembre 2025 e comporterà un investimento che sfiora i 40 milioni di euro, con buona pace di chi, provincia di Belluno in testa, negli ultimi mesi ha sostenuto allo scopo il recupero dell'ex villaggio Eni a Borca di Cadore. Procede frattanto a ritmo sostenuto la realizzazione dello sliding center. Le tappe sono quelle previste dal piano di costruzione dell'opera, che continua ad essere contestata al pari della nuova cabinovia Cortina-Socrepes. Il comitato delle associazioni ambientaliste dell'Alto Bellunese ha denunciato il colpo di mano della Regione Veneto, che su richiesta di Simico ha avvocato a sé la procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento compreso nel piano complessivo delle opere olimpiche. La competenza sarebbe spettata alla provincia di Belluno, ma essendo l'opera di preminente interesse regionale è stato possibile rivoluzionare l'iter. Probabilmente i timori che l'ente provinciale potesse evidenziare le criticità idrogeologiche già emerse e relative all'instabilità del versante fra la stazione di Mortisa e quella di arrivo a Socrepes, che avrebbero di certo rallentato o frapposto inevitabili ostacoli, hanno fatto decidere in altro modo, dicono le associazioni ambientaliste, che sperano che le valutazioni ambientali in sede regionale vengano eseguite con il massimo rigore e senza interferenze. Buone notizie per le strade bellunesi, dallo Stato arriveranno risorse per manutenzioni straordinarie e messa in sicurezza. L'importo del contributo stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture per i prossimi 5 anni è pari a 1,6 milioni di euro per la programmazione sulla viabilità principale, risorse non stratosferiche comunque importanti per la montagna, che negli ultimi 10 anni dopo il taglio dei trasferimenti statali ha perso, pensate, una cifra che si avvicina ai 150 milioni di euro. Intanto è stata riaperta a tempo di record la strada che collega la parte bassa dei quartieri di Mussoi e di Cavarzano. Siamo a Belluno grazie alla provvidenziale
intervento dei tecnici del Genio Civile è stato rimosso un grosso ramo che si era appoggiato sul pilone centrale del ponte di Fisterre, lo abbiamo raccontato ieri, e la viabilità è tornata regolare già ieri sera, nonostante al mattino fosse stata emessa un'ordinanza allarmistica della polizia locale che disponeva il divieto totale al transito sia veicolare che pedonale. Resta da capire se il movimento franoso a monte del ponte, sulle sponde del torrente Ardo, sia stato già consolidato. Per una strada che riapre, un'altra se ne chiude però, quella della ciclopedonale tra Safforze e Ponte nelle Alpi. L'ordinanza della polizia locale riguarda l'instabilità di alcune piante che potrebbero essere rischiose per l'incolumità di ciclisti e pedoni. Sono attese verifiche per capire il da farsi. Sull'equo compenso ai revisori dei conti degli enti locali è partita da Belluno una doppia battaglia. Quella legale contro il comune trevigiano di Oderzo ha avuto un esito negativo al TAR e anche al Consiglio di Stato. Quella per l'affermazione del principio del riconoscimento della giusta retribuzione di questi professionisti è alle battute iniziali. Questa è stata purtroppo la prima sentenza. Io mi sono più di una volta confrontato con il Ministero dell'Interno, mancava un riferimento definitivo, ora c'è, è in evidente sfavore per i professionisti, però dura lex, sed lex. È l'amara chiosa del commercialista e avvocato Francesco Lagrua di Belluno rispetto alla vicenda che lo ha visto protagonista di una battaglia in punta di diritto al TAR e al Consiglio di Stato rispetto al compenso che gli enti locali dovrebbero corrispondere ai revisori dei conti. La norma prevede che i revisori dei comuni, tranne il presidente, debbano essere estratti a sorte dalla prefettura. Lagrua venne estratto per incarico di revisore del comune di Oderzo a fine 2021 e l'amministrazione gli propose un compenso di 5.000 euro. La prassi, orientata anche dai pareri del Ministero dell'Interno, induceva ad ammettere come equo compenso l'importo di 12.600 euro, cifra che Lagrua chiese a Oderzo, che all'esito decise di non nominarlo. Voglio far sapere al mondo intero che il comune di Oderzo si è comportato in maniera corretta, soprattutto alla luce della sentenza, quindi nulla questo sul comune di Oderzo, il sindaco e i legali del comune. Però qui, secondo la mia visione, la giustizia non è stata fatta. È prevalso il principio economico anziché quello giuridico dell'equo compenso per un ruolo tanto delicato qual è quello dei revisori dei conti, spiega l'avvocato Giuseppe Triolo del Foro di Belluno, che ha sostenuto la battaglia legale di Lagrua. È effettivamente così. A nostro modesto avviso una cosa si caratterizzava per essere la nomina e poi un'altra il compenso, rispetto al quale vi sarebbe dovuto essere eventualmente un confronto tra colui che veniva nominato e il Consiglio. È passata una linea diversa, cioè che un sindaco e una giunta possono determinare il compenso. Viene sostanzialmente valutato da un punto di vista civilistico e conseguenzialmente viene formulata una proposta, guarda caso insomma dalla giunta comunale, la quale evidentemente qualche interesse tra virgolette ha, perché il ruolo del revisore dei conti dovrebbe essere proprio quello di andare a guardare evidentemente il bilancio. Una battaglia solitaria quella di Lagrua, che da oggi si sposta sul piano di principio a partire dalla verifica di quanto accade nel comune di Belluno. Da oggi io stesso, per il ruolo che è noto ricopro all'interno del Consiglio Comunale di Belluno, farò pressione affinché il Comune di Belluno possa rinunciare a dover pagare delle cifre così ingenti quando invece potrebbe pagare molto meno. Questo quindi cosa provocherà? Provocherà che intanto i comuni potranno risparmiare bei quattrini. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.